Finanziamento da 4.610.000 euro per i lavori di ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare presso il comune di Montevago. Il progetto, presentato dallo stesso ente, è nell'elenco definitivo degli interventi finanziabili dal bando Sicuro Verde Sociale, indetto dall'assessorato regionale infrastrutture nell'ambito del programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il piano di interventi della Regione, il piano di interventi della Regione con i progetti presentati dall'OIACP e dai comuni è stato già trasmesso al Ministero delle Infrastrutture per l'approvazione. L'intervento a Montevago riguarda l'efficientamento delle facciate e il ripristino degli impianti di raccolta delle acque meteoriche negli alloggi di via 15 gennaio e Corso del Popolo. Grande soddisfazione venne espressa dal sindaco Margherita La Rocca a Ruvolo, che dice come il primo bando pubblicato in Sicilia nell'ambito del PNRR e il nostro piccolo comune, presentando celermente un progetto esecutivo, riesce a cogliere le opportunità importanti che consentirà di ristrutturare gli alloggi popolari e migliorarne l'efficienza energetica.